Credo che occorra pensare a quello che è la negazione del bene. A volte il contrario del bene non è il male, ma è l'indifferenza, e questa indifferenza ha permesso negli anni che questa tragedia si verificasse. La giornata della memoria è una giornata importante di riflessione, d'analisi, che non è solamente un ricordo da un punto di vista storico, ma per noi diventa anche un modo di essere attivi ogni giorno nei confronti di ciò che accade anche dentro la nostra realtà. Primo Levi diceva: se comprendere è impossibile, conoscere è necessario. La libertà, la dignità di esseri umani, il diritto alla vita, il diritto alla salute, allo sport, alla felicità, queste devono essere le cose fondamentali per i nostri ragazzi di oggi. Mi auguro che loro siano, soprattutto da sportivi, si facciano portatori di pace. E di tutte le squadre del dintorno, per parlare di questo grave fatto che è avvenuto negli anni 38-43 e che non deve succedere più. Quindi tutte queste manifestazioni per far capire ai ragazzi che mondo viviamo oggi e che mondo però c'è stato prima.